La scelta di Chioggia come teatro della Coppa Triveneto 2012 non è giunta a caso. La città lagunare vanta infatti una grande tradizione pallavolistica e ben 3 società, l'Arvas, il VSC e la ICS. Puntiamo a fare in modo che questo sia un rilancio per la vocazione che ha proprio la nostra città, che nel passato ha ottenuto anche risultati importanti. Contiamo a partire da qui in poi, con la collaborazione della Federazione Italiana Pallavolo, di rilanciare l'immagine e la storia della città di Chioggia nella pallavolo. Ma tuffiamoci nella finale maschile, dove il risultato è stato incerto fino all'ultimo pallone. A vincere sono stati i favoriti, cioè gli atleti della Triestina, ma hanno faticato più del previsto per avere la meglio sui trentini del C9 Arcoriva. Ce la siamo sudata, gli avversari erano forti, una bella squadra, quindi una bella partita, un bello spettacolo, quindi applausi per tutti. Una bella esperienza, per me è la prima volta personalmente, è stato molto piacevole, molto bello. Delle squadre tutte di alto livello, quindi siamo molto felici di aver raggiunto il titolo. Tanta fatica e quindi tanta soddisfazione, questo è il frutto del lavoro che i ragazzi fanno tutte le sere in palestra, quindi bravi, un applauso va a loro sicuramente. Un'ottima opportunità per confrontare le diverse Serie C a livello appunto del Triveneto, quindi anche per sapere più o meno dove la Serie C è più forte e migliore. Al secondo posto l'Arcoriva, che forse non si aspettava di poter lottare fino all'ultimo punto per il titolo di campione triveneto. Dal punto di vista del gioco, bella, ci siamo proprio divertiti, non pensavamo di essere così competitivi ed è stata una scoperta anche per noi. Tutto sommato ce ne andiamo contenti per il gioco, per il risultato no di certo. Questa è una squadra che è stata un po' messa assieme con qualcuno che veniva dalla D, qualcuno che già era in C e soprattutto quest'anno abbiamo avuto l'innesto del Luca Divan, che è venuto dalla B2, che è un cittadino di Arco, per cui è ritornato al suo paese e ci sta dando una grossissima mano. Ed appunto Luca Divan porta a casa il titolo di MVP della manifestazione. Personalmente è una bella soddisfazione, logicamente arrivare a un passo da poter vincere la Coppa Triveneto e non raggiungerlo è un peccato. Siamo una squadra giovane, è la prima volta che comunque riuscivamo ad arrivare così vicini. Globalmente è una cosa positiva, il campionato sta andando bene, quindi guardiamo positivo. Il terzo posto tocca ai veneti del Massanzago, che vincono solo un set e che danno l'arrivederci alla prossima edizione di Coppa. Siamo soddisfatti comunque di essere arrivati fino a qui, di aver portato il Massanzago e questa meravigliosa tifoseria a questi livelli. Sicuramente l'esperienza è stata positiva per noi, per la società, e soprattutto nel vedere quanti ragazzi, quanti bambini ci seguono in questa passione, insomma. Giocare partite così che hanno significato in ogni set è un'esperienza totalmente diversa da un campionato, è un'esperienza che bisogna provare per capire. Abbiamo iniziato bene vincendo il primo set, poi ci siamo persi per strada, comunque la giornata merita sempre, ci siamo stati e ci riproveremo l'anno prossimo.